Francesco Milanese, psicologo, è stato vice direttore di Caritas Diocesana di Udine dal 92 al 97 e anche lui ha coordinato gli obiettori di coscienza. Irma Londer invece ha fatto vedete, facciamo ritrovare anche le persone in questa giornata, ci racconterà della sua esperienza di volontariato allora nelle Tendopoli. Allora io passo per tranquillità la parola a Francesco Milanese, perché proprio la sua esperienza si innesta in quello che fin qui ci ha raccontato Roberto Rambaldi. Io leggo tutto per stare nel tempo, perché chi mi conosce sa che potrei sforare troppo. Il terremoto del Friuli non è stato solo il sisma che ha distrutto migliaia di vite. A partire da esso, infatti, si è sviluppato un altro movimento, animato anch'esso da un'energia formidabile e potente quanto quella che ha rotto la crosta terrestre. Un'energia innovativa, creativa, che ha risvegliato capacità e voglia di essere, con una attivazione generativa di processi sociali e di innovazione irripetibile. In quegli anni si è respirata la rottura di uno schema, quello della Sotania dai Furlans, quello del Friuli destinato ad essere solo frontiera della cortina di ferro, terra di servitù militari e di cultura militare. Penso alle lotte popolari non violente contro le servitù del Bivera o di Osoppo, penso ai comitati di Tendopoli e Baraccopoli e penso a Monsignor Battisti che a settembre del 76 rimase fuori dalla caserma Goi. Mi commuovo anche, perché Andreotti non voleva ricevere i comitati. Il vescovo era come la sua chiesa in mezzo al popolo dall'altra parte dei cancelli. Lo schema si era rotto. Nel 76 avevo 16 anni e non capivo proprio tutto, ma alla luce dell'esperienza del terremoto, ossia dell'incontro con i primi obiettori che iniziarono a fare servizio civile nelle zone terremotate, mi avviai alle scelte di impegno successive. Ma la domanda è: perché la Caritas si impegnò così tanto per la pace e la non violenza? Nel 76 ci fu anche per la Chiesa un evento spartiacque, che fu il convegno ecclesiale Evangelizzazione e Promozione Umana. A portare in quel convegno la mozione che definì l'obiezione di coscienza una scelta preferenziale per il cristiano fu Monsignor Pasini, già allora a fianco di Monsignor Nervo. Da lì la scelta di diventare ente di gestore del servizio civile. Questa attività non fu banale, non implicò marginalmente le energie organizzative e formative della nascente Caritas. Oltre 100.000 giovani hanno svolto il servizio civile in Caritas, con punte di oltre 5.000 giovani contemporaneamente in servizio. A questa esperienza si deve aggiungere anche l'anno di volontariato sociale per le ragazze attuato da decine di migliaia di giovani. Per la nostra diocesi, impegnarsi nel servizio civile significò complessivamente un movimento di svariate centinaia di giovani e di decine di ragazze che fecero l'anno di volontariato sociale e avere punte di 20-25 obiettori contemporaneamente in servizio. Non era facile essere obiettori di coscienza negli anni in cui sembrava che per trasformare la società l'unico modo fosse la violenza di piazza o la violenza terroristica. Essere contro il servizio militare e l'uso delle armi significava allora, e significa forse anche oggi, diventare facilmente bersaglio del dileggio, dell'accusa di essere poco maschili, di avere più paure che virtù, di cercare la via comoda per non fare la naglia. Ancora oggi è difficile poterla raccontare quella storia, anzi, forse oggi manca proprio la vera volontà di fare la storia di quegli anni, perché nel mainstream sembra che sia solo la storia dei terroristi e delle scelte dei violenti anni di piombo. Perché se la si facesse quella storia si dovrebbe rendere giustizia al valore di scelte di centinaia di migliaia di giovani che in modo disarmato, solidale e civico hanno donato vita alla società italiana. A pensarci mi tornano le parole che recentemente nel viaggio in Camerun il Papa Leone ha detto: il mondo è devastato da un pugno di tiranni, ma è tenuto insieme da una moltitudine di fratelli e sorelle solidali. Noi delle Caritas Diocesana di Udine avevamo in testa alcune direttrici di azione per legare l'impegno dei giovani obiettori a dei luoghi e a delle modalità precise per vivere il tempo del servizio. Innanzitutto la vita in comunità, dei luoghi nei quali gli obiettori vivessero insieme, condividendo l'esperienza di vita del servizio e la vita domestica. Francescanamente abbiamo imparato a vivere veramente con poco, con il solo soldo militare,
voleva dire fare cassa comune, condividere e non spartire, affrontare anche i conflitti della vita quotidiana e cercare di vivere lo stesso in letizia. Poi la formazione, anch'essa comunitaria, ogni settimana ci si trovava per un pomeriggio di lavoro in comune sui temi della pace, della non violenza, del servizio, animati dalla preghiera di Don Rizzieri. E da lì nacquero anche le iniziative pubbliche, come partecipare al movimento nascente di beati costruttori di pace con le adunate nell'arena, e i nostri, nella nostra diocesi, per svariati anni, digiuni quaresimali per la conversione alla pace. Un digiuno da realizzare durante tutta la Quaresima a staffette per 4 giorni a piccoli gruppi. Dormivamo di norma ospiti in seminario e stavamo durante il giorno nel Duomo di Udine che il Vescovo ci aveva concesso in barba a tutte le polemiche che ciò scatenò. Durante tutta la Quaresima però arrivavano persone, giovani, suore, sacerdoti, leggevamo insieme l'appello per la pace, pregavamo e digiunavamo insieme. Si era mosso anche lì qualcosa. Monsignor Battisti venne a trovarci in Duomo mentre digiunavamo e volle annunciarci che stava lavorando ad una lettera pastorale sul tema della pace, che infatti fu pubblicata a Natale del 1986, esattamente 40 anni fa, esattamente 10 anni dopo il terremoto, dentro un crinale di storia in cui era più facile cadere nelle polemiche che nelle profezie. Noi amammo quel testo, amammo quel gesto e anche quell'arcivescovo. La lettera, una chiesa profetica per la pace nel mondo, può essere ancora letto e può stupire per la sua lucida direzione, per la prospettiva profetica, biblicamente fondata e capace di tenere insieme il magistero e la contemporaneità. Concludendo per oggi, alle volte ho la sensazione che raccontare quella storia sia un po' la nostalgia eroica, quella guerra che la mia generazione non ha fatto. Mi sento un po' reduce, ma anche un po' fallito. Se infatti oggi in tante parti del mondo gli aerei e i droni continuano a portare morte e distruzione, temo che nulla sia servito, e quel passato è passato e non ci resti null'altro che un nero futuro. Se avessi dovuto venire a dire queste cose era meglio rinunciare. Ho pensato a lungo e ho anche pregato nel segreto del mio cuore. Ma ho rivisto così i volti di tanti miei compagni e compagne di allora e di come l'orientamento di fondo delle nostre vite sia mutato grazie a quella stagione, a quanto abbiamo continuato a fare come un piccolo panetto di lievito che ha fermentato l'intero territorio, l'intera comunità. E allora in questa immagine, che non a caso traggo dal Vangelo, ho ritrovato la strada smarrita. Se guardo con la prospettiva evangelica a questa storia, mi viene subito da pensare che abbiamo fatto un lavoro enorme, quasi avessimo noi, come il sisma, spostato una montagna di stratificazioni culturali dentro e fuori la Chiesa, rotto una crosta in una società plumbea di poteri sordi e di cultura della violenza. Se avrete fede, pari a un granellino di senape, potrete dire a questo monte: spostati da qui e vai là, ed esso si sposterà. Ecco, noi possiamo dire che quella parola di Gesù è vera, perché noi, per quanto piccoli e giovani, l'abbiamo sperimentata. Forse allora non del tutto consapevolmente, ma siamo stati partecipi del miracolo evangelico. A questo serve oggi, proprio oggi, per i ragazzi di oggi, perché un'altra montagna si accalca sopra di noi. E così mi torna ancora la domanda scritta da Monsignor Battisti nella sua lettera, che vale ancora oggi. In questi anni oscuri, di minaccia sulla sopravvivenza dell'umanità, di folle corsa a sempre più potenti e nuovi metodi di distruzione, di ripugnante commercio di strumenti di morte, qual è la testimonianza che con più urgenza è richiesta alla Chiesa e ai cristiani? Grazie. Grazie soprattutto per l'emozione e per il trasporto, che sono significativi. Un grazie a una storia che forse in questo momento abbiamo dimenticato troppo facilmente, quello dell'obiezione di coscienza. C'è un mondo pesante, quelle parole sembrano veramente scritte oggi, quelle di Monsignor Battisti. Un esempio: in Croazia da gennaio sono state riaperte le caserme ed è ricominciata la leva. Fortunatamente i movimenti
pacifisti e per l'obiezione di coscienza avevano tutelato l'articolo 47 della Costituzione la possibilità del servizio civile, quindi oggi i giovani croati possono non fare il servizio civile, possono non fare il servizio di leva, ma se scelgono il servizio civile hanno un tempo doppio, quindi siamo tornati indietro dove eravamo. Esattamente. Allora, mi taccio e lascio la parola a Elena Londa. Allora, tanto a tutti. Da buona gemonese io andrò molto per sintesi nel raccontarvi quella che è stata la mia esperienza in quel periodo, concentrandomi soprattutto in quell'estate del 76, nel periodo cosiddetto dell'emergenza, perché penso che in quel periodo il volontariato sia stato fondamentale per la tenuta complessiva, insomma, delle persone davanti alla distruzione che avevamo davanti. E parlo non solo del volontariato che è arrivato, ma anche del volontariato che è nato qui, del volontariato locale e anche del volontariato di prossimità di cui si è già ampiamente parlato prima. Però quel volontariato di vicinanza, stiamo parlando di 50 anni fa, secondo me è quello che ha fatto proprio la differenza, perché parliamo di un volontariato che era un modo di vivere, un modo di essere delle persone. Allora, parlando di Gemona è divisa tuttora, è composta da tante borgate. Anche allora, 50 anni fa, le borgate erano proprio delle vere e proprie comunità di appartenenza. Erano composte dai cortili, dove vivevano tante famiglie, e dai borghi più piccoli, e dove aiutarsi a vicenda era una cosa normale, c'era quella solidarietà spicciola e quotidiana che faceva proprio parte della vita di tutti i giorni. E così come mettere a disposizione il proprio tempo. Io ricordo che quando ero piccola tutti i cortili, anche più cortili insieme, andavamo insieme tutti nei campi a raccogliere le patate, le pannocchie, la vendemmia. C'era sempre qualcuno che restava a casa a badare agli anziani, ai bambini più piccoli. I bambini potevano girare da una famiglia all'altra con grande libertà perché facevano parte di tutta questa comunità. Ecco, io credo che questo volontariato di prossimità abbia fatto appunto la differenza nel rispondere tutti insieme a questa grande tragedia. E già in quella notte alcune persone in particolare, qui parlo un po' di quello che è stato il ruolo del volontariato locale, si sono proprio messi a disposizione della propria comunità, della borgata. In questo caso sono diventati poi i capi della borgata, ma poi sono diventati capi chiamavamo capi, insomma erano quelle persone di riferimento fondamentali che hanno permesso di organizzare anche l'aiuto, il sostegno a tutti quanti, di accogliere il volontariato che sarebbe arrivato e che poi sono diventati capi tendopoli, baraccopoli, e che in modo del tutto spontaneo, che qui fin da subito hanno creato una rete, il coordinamento prima delle tendopoli e poi delle baraccopoli, che è stato veramente un mettersi in rete importantissimo. E anch'io sono stata coinvolta in questa vita di comunità. Io allora avevo 18 anni, ero fresca di maturità magistrale, ero scout, e a dire la verità non vedevo l'ora di lasciare quello che chiamavamo allora questo piccolo mondo antico che ci stava così stretto, non vedevamo l'ora di andare all'università. Ma è vero che l'esperienza poi del terremoto è stata una tragedia, ma è stata così arricchente che poi ho partecipato di vari anni all'università. E a me è stato chiesto di occuparmi della borgata dei bambini. E già il giorno successivo eravamo alla ricerca di una tenda grande per creare un ambiente accogliente per i piccoli, e io tutta l'estate ho fatto
questo. Mi sono occupata appunto di creare un ambiente sereno per quanto possibile per i bambini della borgata. E anche qui è nato subito un coordinamento spontaneo, quello che abbiamo chiamato il coordinamento delle scuole e delle tende, perché esperienze analoghe erano nate poi in tutte le altre borgate. E poi sempre parlando di volontari, si diceva prima chi mi ha preceduto che questo ambiente li ricorda tanti ricordi. Bene, proprio alcuni volontari in quell'estate hanno pensato che si occupavano di cinema, giovani universitari gimonesi hanno pensato che forse il cinema poteva essere un modo per tenere vicino alle persone, raccogliere le persone e anche permettere di vivere un momento di serenità. Pensate in che situazione eravamo. Ed hanno cominciato a fare delle proiezioni itineranti. Ebbene, questi giovani volontari sono quelli che poi hanno continuato e hanno fondato la Cineteca e hanno permesso, credo, ai gemonesi di avere questo cinema. Ma poi ci furono tante altre esperienze, per esempio quello del bollettino, che giovani volontari, dei qua studenti che rientravano, che hanno fatto in modo che circolassero le informazioni. Stiamo parlando di 50 anni fa. L'unico modo per comunicare era appunto un cartaceo che veniva fatto girare nelle tendopoli e poi anche nelle varie popoli, e poi, siccome è stata un'esperienza importante anche nei paesi vicini, che permetteva di far circolare le informazioni, ma anche di portare le informazioni, così che tutti fossero al corrente di quello che era necessario, di quello che serviva. Ed è stato un lavoro, secondo me, importantissimo dei volontari, perché ha permesso alle persone di essere coinvolte nella vita quotidiana, ma anche proprio a sostenere la partecipazione. Pensiamo che nel periodo di luglio mi pare sia stata fatta un'assemblea, una manifestazione a Trieste che è stata partecipatissima. Io credo che tutto questo sia stato possibile proprio grazie a questo lavoro dei volontari. E un'altra esperienza importantissima, che è stata poi generativa di un servizio che ho continuato nel tempo, è stato quello fatto da giovani ragazzi, in questo caso, che si sono prese in cura tutti gli anziani e le persone fragili di Gemona, e andando proprio di tenda in tenda. Ed è stato un servizio così importante che poi a settembre anche altri comuni hanno voluto continuare questa esperienza. La comunità montana si è presa in carico poi la formazione di queste giovani ragazze ed è partito da lì il servizio domiciliare sul territorio. Ecco, quindi, e anch'io, a dire la verità, ho avuto una continuazione in questo senso. Poi ho continuato a fare la volontaria, perché allora era scout, e poi ho continuato, sono volontaria ancora adesso, però a settembre, con le scorse di settembre, dopo quell'esperienza con i bambini, il consorzio medico-psicopedagogico di Udine, aveva sede anche a Udine, mi ha contattata per aprire un laboratorio protetto, si chiamava così, allora la struttura che accoglieva ragazzi e ragazze ultra 14 anni, cioè quelli che erano fuori dalla fascia ormai dell'obbligo scolastico. Era uno dei primissimi esperimenti in questo senso, e il laboratorio fu fatto a Lignano, perché appunto c'è stato il periodo dell'esodo a Lignano Grado, e anche questo è andata bene, perché poi pochi anni dopo abbiamo aperto un laboratorio a Gemona, e è stata un'esperienza che poi è continuata, che adesso è nella stessa sede con altro nome e in modo molto più articolato, c'è questo servizio per le ecco, io credo che siano tutte esperienze che vanno un po' rilette.
anche che credo siano utili anche per rivedere insomma il volontariato di oggi. E anche perché credo che tutto il volontariato che poi è arrivato è stato incredibile, è stato veramente quello che è stata definita questa straordinaria ondata di solidarietà, è stato proprio così, è arrivato il mondo da noi perché è stato, perché i volontari non hanno portato solo competenze, capacità organizzative, supporto materiale, però ci hanno dato veramente tantissima forza e ci hanno arricchito di idee nuove, di anche progetti innovativi, hanno sostenuto quello che stava succedendo poi nel territorio. E quindi così concludo appunto dicendo che per me, che allora avevo appunto 18 anni, è stata un'esperienza, pur nella tragedia, un'esperienza fortissima e arricchente da tutti i punti di vista. E appunto invito a riflettere su e a rileggere insieme quell'esperienza perché ha tanti punti, tanti aspetti che potrebbero essere ripresi e che potrebbero essere positivi appunto per l'oggi, nonostante i 50 anni di distanza. E la misura, restituisce la misura della forza che ha la cittadinanza anche nell'immaginare il futuro e anche scelte innovative. Grazie.